Hola, i bangoni a giro virtuel de la mostra de Martina Stuflesser. Purtroppo, per la situazione attuale, abbiamo su desdi la mostra per il momento. Io spero e sono sicuro che questa situazione passerà e che possiamo vedere il bangoni nautran, che tutti passare a ticciare questa bellissima mostra con loro che invia a ticciare le persone. Spero che possiamo studiare nautran e tutto il buono a tutti. Cominciamo dal titolo della mostra La moda cambia ma il bottone resta, die Mode wechselt, der Druckknopf bleibt, scritta che troviamo su questi cartoncini. Martina li ha trovati nel cesto dove sua mamma, che di lavoro faceva la sarta, teneva i fili e il necessario per il cucito. Ecco che abbiamo il primo incontro durante la sua infanzia tra l'artista e il mondo tessile. Da qui parte la passione dell'artista per il tessuto, i filati, i ricami e la fibra. Li utilizza per la sua ricerca e ne fa il proprio mezzo d'eccellenza. Questa diventa la chiave di lettura di tutti i suoi lavori, una ricerca che parte dalle sue radici, viste come memorie familiari o comunque legate alla tradizione. Ma proprio anche l'azione del lago che fora il tessuto e procede è simbolo di un tempo spesso privato e personale, un tempo lento, meditativo, sempre uguale a se stesso, quasi mistico, di presa di coscienza della propria presenza. Questa temporalità allentata, che identifica il suo lavoro, è in contrapposizione ad un tempo sociale teso alla produttività alienante ed alienata. È un'azione che porta ad una consapevolezza del sentire e del percepire, poiché è lavoro intimo, un affidarsi al flusso del tempo senza pretendere di dominarlo. Tutti i materiali usati da Martina, come il tessuto, le fibre, il filo, eccetera, conservano tracce del vissuto e del passato. Infatti lei ripesca dei manufatti che altrimenti andrebbero dimenticati o addirittura buttati. All'artista piace lavorare con tessuti che hanno già una storia. Attraverso questo riutilizzo instaura una continuità con il passato.